Si sente? Ah, sì. Bene. Allora possiamo cominciare, credo. Crederei. Allora, oggi abbiamo uno storico della cultura medievale in senso lato, nel senso che la cultura medievale, come lui ha spiegato in uno dei suoi testi più importanti sulle tre culture del Medioevo, dotta, popolare e orale, ha diciamo, uno spettro di letture, di interpretazioni molto ampio. I testi medievali frequentati, diciamo, nell'ambito storico-letterario sono moltissimi nel Medioevo, moltissimi. Noi siamo abituali a Genova, frequentatori di altri tipi di testimonianze, di fonti che riguardano un tipo di storia diversa, più, direi più materiale in qualche modo, però insomma c'è tutta una parte di Medioevo appunto che riguarda senso lato la cultura di quel millennio e appunto Massimo Oldoni si è occupato da sempre ormai di quest'ambito ampio e ne ha fatto oggetto di molti studi, moltissimi studi. Più recenti sono libri che sono usciti in questi ultimi tempi riguardanti la donna, appunto, no? Marta, essere Marta nel Medioevo, per esempio, un testo che ha avuto molto successo. Arlecchino anche, cioè un testo dedicato alla figura di Arlecchino, del diavolo in qualche modo, che nasce, e poi moltissime altre. E appunto il libro che uscirà adesso, in questi prossimi giorni, che riguarda un po' il tema appunto che viene trattato oggi, sono questi 6 personaggi oltre il Medioevo e sono i due ladroni famosi della... Questo lo racconto io. Allora, ma il titolo lo potrò dire, no, perché io dico solo il titolo, non posso dire il titolo. Il titolo qua dice semplicemente 6 personaggi oltre. Vabbè, l'hai dato tu, però No, non tempo adesso. fa, tempo fa, Eh, l'anno scorso. vabbè, Poi io ho comunque, cambiato idea. sono 6 personaggi, vabbè, che passano il Medioevo e arrivano appunto in tempi recenti. Allora, ora, tuttora se ne parla, questi e i 3 re, appunto, che sono i famosi. 3 re magi e il quarto che è il prete Gianni, famoso della tradizione medievale, anche corretta, vabbè. Comunque, tutte queste storie che riguardano la nostra formazione in generale, letteraria, storica, eccetera, nella cultura occidentale, sono stati oggetto ovviamente di insegnamento e di operazioni culturali di vario genere del professor Oldoni, il quale ne ha insegnato non solo alla Sapienza, ma anche prima in altre università e molto all'estero, per anni in America, negli Stati Uniti, anche in altre Heidelberg, altre università europee. Quindi penso che questa è la più recente operazione di carattere culturale e riguarda appunto alcuni temi fondanti, in fondo, della nostra identità in generale culturale. E quindi devo lasciare a lui la parola perché vi racconterà lui la storia, in qualche modo la storia della storia di alcune identità, in qualche modo, di figure, immagini che noi ci portiamo dietro e che però hanno nel rapporto tra Oriente e Occidente una lettura importante. Quindi gli cedo la parola. Grazie mille, Gabriele Eraldi. Funziona tutto qui? Molto bene. Sì, grazie ancora di questa bella presentazione. Il libro si intitola I due ladroni e i 4 re e il sottotitolo è Storie oltre il Medioevo. Esce fra una settimana, è in stampa in questi giorni, anzi una parte è stata, fino a pagina 94 è stato già stampato. Poi l'inserto fotografico che c'è al centro del volume è già stampato, manca l'ultima parte che lunedì in PDF mando all'editore e va subito in stampa, insomma entro la fine di maggio. Ma non è una pubblicità, non sono incline alla pubblicità. Questo libro nasce
motivazioni come sempre personali e contemporanee. E quindi non c'è niente di medievale nell'approccio. Se non vi annoio, in 2 minuti, tanti anni fa, molti anni fa, perché io sono un'intelligenza lenta, molti anni fa, Arlecchino per esempio è un libro che è maturato attraverso 30 anni, poi adesso è uscito, La famiglia di Arlecchino è un libro che è stato, vabbè. Molti anni fa, andando in Dolomiti, perché c'è un mio versante che è quello della montagna, andando in Dolomiti arrivo in un rifugio dove tutti, se volete, potete andare, è bellissimo, il rifugio Santa Croce. E davanti al rifugio, per la prima volta lo vidi, poi sono andato tante volte, e davanti al rifugio c'è un promontorio piuttosto alto. E in cima a questo promontorio vedo 3 croci. Ovviamente il Cristo al centro e poi a sinistra e a destra i 2 ladroni. Arte tirolese dell'ultimo Ottocento. Le sculture sono bellissime, legno colorato, ripreso, restaurato. E mi colpiscono i 2 ladroni che hanno il cartiglio con i propri nomi. Il ladrone alla destra di Cristo si chiama Dismas e il ladrone alla sinistra si chiama Gismas. Questo nessuno l'aveva capito perché fossero chiamati così. Poi dopo un po' di tempo ci sono riuscito io, recentemente anzi. Perché diavolo devono essere così a 2100 metri, una crocifissione che guarda la Marmolada, anzi di qua la Marmolada per voi che guardate, di qua. Cristo, Dismas e Gisma. Non è previsto. Tutte le chiese dell'Alto Adige sono piene di crocifissioni e di ladroni dipinti oppure messe in scultura nelle navate, ma fuori all'aperto. E quindi agli agenti atmosferici più pesanti, più tremendi. E io rimasi assolutamente perplesso e non mi spiegavo perché dovessero essere là. Oltretutto nessuno se li filava. I tanti turisti e montanari, che lì è un passaggio di grandi escursioni, e io infatti venivo da una lunga escursione, da una lunga discesa, e nessuno badava, la gente mangiava. E rimasi con questa domanda per anni. E ogni volta che tornavo da Santa Croce, andando alla Tofana, eccetera, mi dicevo, io devo fare qualcosa per questo, devo capire che c'è sotto, soprattutto sotto la bellezza di questi personaggi, non Gesù, di cui sappiamo già troppe cose, almeno si pensava che fosse. Va bene. Il secondo momento che ha motivato la curiosità è questo che vi leggo. È una citazione, non cito me. In una solitaria strada di campagna, Vladimir incontra l'amico Estragon. Si ritrovano dopo tanto tempo, ma la vita da barboni è sempre quella. Il freddo, la fame, le scarpe che non vanno, la notte passata in un fosso, le botte prese da altri. Appoggiati all'unico albero, i 2 aspettano. Dopo gli abbracci, i bottoni che non si chiudono nei vestiti, Vladimir continua a seguire un suo pensiero. E devo dire che quando lessi questa cosa rimasi così assolutamente bloccato. Un suo pensiero che riflette sulla vita, sull'utilità di essere nati e dice ad Estragon, l'altro barbone, è la prima frase dell'opera. Uno dei ladroni si salvò. 2 barboni si incontrano e uno dei 2 dice a Vladimir, uno dei 2 ladroni si salvò. L'altro non capisce. Parlano della Bibbia, le carte geografiche della Terra Santa, del Mar Morto, e poi viene fuori la storia dei ladroni.
Estragon, l'altro barbone, non ne sa nulla. Vladimir insiste. Erano due ladri e furono crocifissi insieme al Salvatore. Si dice che uno fu salvato dall'inferno e l'altro... Estragon non capisce e decide di andarsene. Vladimir si domanda come si spiega che uno dei 4 evangelisti, stavano tutti là, anche se non era vero, uno solo dei 4 evangelisti racconta il fatto in questo modo. Erano là tutti e 4 e uno solo dice che un ladrone si è salvato. Uno solo su 4. Quanto agli altri 3, 2 non ne parlano. E il terzo dice che l'hanno insultato tutti e 2. Estragon chiede, perché alla fine gli viene la curiosità, ma chi è che l'ha insultato? Da cosa sono stati salvati? E Vladimir dice, non sono stati salvati dalla morte, ma allora sono stati dannati tutti e 2. Eppure l'altro evangelista dice che, Luca, dice che uno si è salvato. Erano là tutti quanti. E uno solo però parla di questo ladrone salvato. Perché si dovrebbe credere a lui, cioè a Luca, piuttosto che agli altri? Tutti credono questo. La gente conosce solo questa versione. Estragon, che adesso ha capito, decide perché sono tutti stupidi. E Vladimir risponde, no, andiamo via. Ma non si può. Non si può perché aspettiamo Godot. Aspettiamo Godot. È il dramma straordinario di Samuel Beckett. La prima pagina di Aspettiamo Godot è dedicata ai 2 ladroni. Anche questo sarà la letteratura che ci guida. Anche questo, devo dire, mi lasciò sorpreso. Passano anni e uno cerca di vivere tranquillo. E poi a un certo punto legge un libro, il più bel libro, non è un romanzo, è molto di più. Il più bel libro scritto nel XX secolo da un autore russo che si chiama Mikhail Bulgakov. E il libro si chiama Il maestro e Margherita. Ma il maestro e Margherita è organizzato esattamente così. Non riassumo la storia in, anche qui, 2 minuti. C'è un maestro che ha scritto un libro. A chi è dedicato questo libro? A Ponzio Pilato e ai ladroni. E c'è il maestro dell'Accademia Russa che non vuole assolutamente che sia pubblicato. E allora leggendo, ora non vi racconto tutto perché è troppo interessante, e lì la figura chiave è Margherita, l'unica figura femminile questa volta che c'è in questo mio libro. Mettendo insieme le cose, le sculture del Santa Croce a 2100 metri, aspettando Godot e il maestro e Margherita, io mi sono detto devo fare qualcosa, perché devo capire chi sono questi 2 ladroni. Il libro è nato per essere un libro dedicato a Dismas e Gismas, però non potevo parlare di Dismas e Gismas, ma avrebbero detto i miei colleghi, ecco il solito Oldoni che se ne va per farfalle, eccetera, eccetera. Io non me ne sono mai andato per farfalle, però ho seguito delle curiosità che mi riguardano perché Il maestro e Margherita è un libro che tutti dovrebbero leggere nel XX e nel XXI secolo, perché parla delle condizioni del potere rispetto alle censure della mente che ancora oggi riguardano la società umana, non soltanto la società italiana. E quindi sotto queste 3 direzioni di curiosità, io mi dissi, devo capire bene come funziona. I ladroni arrivano alla fine della vita di Gesù, quindi arrivano 33 anni dopo, dalla nascita. E c'è il luogo comune dei Re Magi, che hanno preso l'inizio della vita di Gesù. Allora mi sono detto, se io ricostruisco questa storia, questa parabola di vita, che va dalla nascita di Gesù fino alla crocifissione, metto insieme una continuità che attraversa gli anni, ma metto insieme soprattutto una serie di testimoni
non solo medievali, ovviamente nel libro ci sono tutti i testimoni medievali su questo argomento, anzi me ne aspettavo molti di più, ma non tanti di più hanno dedicato la loro attenzione ai due ladroni. L'hanno dedicata ai Re Magi perché in fondo è una forma di osservanza. Allora è nata la struttura di questo libro. E siccome questi personaggi sono 6, 2 ladroni più 4 fa 6, 4 re. Adesso vi dico chi è il quarto re, ma il re si chiama Prete Giovanni, che tutti gli storici non so perché chiamano Prete Gianni, come fosse Gianni Morandi. Ecco. In latino è Johannes. Allora quello è Giovanni. Ne parlavo con amici tedeschi e poi francesi e hanno detto, sì, cazzo, è vero. Perché lo abbiamo sempre chiamato Jean? Perché Jean è una deformazione quattrocentesca di questo nome, una facilitazione mnemonica, ma quello è Johannes. Nelle fonti è Johannes, non c'entra Gianni. E quindi io nel libro lo chiamo il prete Giovanni, che non era un prete, ma questo ve lo dico fra poco. E allora 4 più 2 fa 6. E allora io che non soltanto una parte del mio cervello è diciamo, incline a capire come funziona il Medioevo, però ho detto, ma sono 6 personaggi. Nessuno se l'è filati, a parte i Re Magi. Sono 6 personaggi in cerca d'autore. E quindi è venuto fuori Pirandello. E negli esergo del libro ogni capitolo è aperto con una frase dei 6 personaggi in cerca d'autore. Ma il libro non è diviso in modo canonico, in parti, no? Se fai una cosa devi farla fino in fondo. Il libro è diviso in atti, atto primo, atto secondo, atto terzo, atto quarto e atto quinto. È aperto con un prologo ed è chiuso con un epilogo, esattamente come fosse una scrittura teatrale. Non è un libro teatrale, non è scritto teatralmente, ma è vissuto teatralmente. E allora la prima cosa che faccio da ricercatore dei testi medievali è vedere chi se ne è occupato. Un fallimento totale. C'è una tradizione che si occupa solo dei Re Magi e poi su Dismas e Gisma nessuno apre bocca. Sul prete Giovanni c'è una tradizione banalizzante che se ne è occupata. C'è da mettere ordine, mi sono detto, ma nel 1373 la stessa condizione di curiosità colpisce uno scrittore tedesco di Hildesheim che si chiama Giovanni di Hildesheim, arcivescovo di Colonia, il quale nel casino complessivo della tradizione dei magi, nella confusione più assoluta di perché uno sta a destra e perché l'altro a sinistra, perché era quello che interessava. Perché si dice, come Beckett e Godot, che uno si è salvato ma poi gli altri non ne parlano. Allora lo scrittore di Hildesheim, Giovanni, decide di scrivere un libro che è la storia dei 3 re e li chiama 3 re, non li chiama magi. La storia degli atti e delle traslazioni, le reliquie, oggi conservate a Colonia, dei 3 re. E allora mi leggo e pubblico molti anni fa, in un volume ormai esaurito, un primo approccio soltanto con la storia dei 3 re, solo dedicato a Giovanni di Hildesheim. Un libretto molto ben fatto, carino, ma insomma sparito. E sentivo che non sarebbe bastato, ma mi serviva come punto di avvio di un'ulteriore ricerca, perché non dovevo occuparmi dei magi, per i quali non ho particolare simpatia, ma mi devo occupare dei 2 ladroni che riguardano l'uomo, perché 2 ladroni sono l'espressione della condizione umana, il bene e il male, Dismas e Gismas. E allora per fare questo faccio finta di seguire
Non so se questo vi può interessare, ma io ho questo da dirvi oggi, quindi siate pazienti. E faccio finta di seguire quello che dice Giovanni di Hildesheim, faccio finta di fidarmi e mi leggo con attenzione tutta la sua opera, che non è una piccola opera e che è tutta leggibile nel libro, nel mio libro, in appendice in italiano. Mi sono astenuto da mettere il latino perché già molti anni fa l'avevo pubblicato. Però in italiano, dal primo all'ultima pagina, si può leggere il libro dei tre re di Giovanni di Hildesheim. Una lettura estremamente importante. Importante perché? Perché Giovanni, che non parla dei ladroni, si rende conto che bisogna fare ordine in questa congerie di notizie scomposte che riguarda i primi anni di Gesù e soprattutto il viaggio dei tre re. Non il viaggio di andata, la stela, di questo sappiamo tutto più o meno, ma il viaggio di ritorno, di cui nessuno sapeva niente. E allora lui racconta attraverso una serie di fonti orali e di testimonianze popolari e servendosi male di alcune fonti apocrife, dei Vangeli apocrifi, che invece nel libro sono usati in tutte le forme possibili, e cerca di ricostruire come è andato il ritorno. Il primo atto del libro però non può parlare dei re magi e dei ladroni. Il primo atto deve spiegare al lettore, perché a me interessa che il lettore capisca, non da accademico o da specialista, no. Io scrivo per le persone che devono entrare nelle cose raccontate da me oppure da altri, per quello che mi riguarda, da me. Devo spiegare che cosa significa questo reticolo di spostamenti. I magi partono da Oriente e arrivano ad Occidente. Intanto, da Occidente partono i viaggiatori nel XIII secolo, nel XII soprattutto, cominciando con la Terra Santa, e vanno verso Oriente. Quindi c'è un incrocio di itinerari straordinario. E questo incrocio andava studiato nel primo atto del libro, che si chiama La corsa a Oriente, e che è diviso in 3 capitoli. Perché in questo primo atto io racconto chi sono coloro che si spostavano, verso est o verso ovest, in modo da formare nell'emozione del lettore e in chi studia questo argomento e chi deve arrivare alla morte dei ladroni, in modo da creare uno stato di progressivo avanzamento. I libri servono a tenere il lettore attaccato a quello che sta leggendo. Se io racconto una cosa come se avessi risolto tutto, il lettore dopo 50 pagine lo posa. Io invece ho scritto il libro esattamente come ho vissuto io questa storia. Se Giovanni di Hildesheim nel XIV secolo scrive un libro importante, dove molte cose non vanno a posto, ma molte altre vanno a posto, io devo seguire questa traccia, la devo spostare, gli devo togliere la sedia di sotto senza che lui se ne accorga e devo ampliare il novero delle testimonianze possibili. Nel primo atto del libro ho fatto questo e ho anche raccontato alcuni miti, perché non c'è solo l'ebraismo, il cristianesimo e l'Islam, no, ci sono anche le sette, soprattutto il nestorianesimo, una delle sette più importanti del cristianesimo dell'Eurasia, Africa, Europa e Asia soprattutto. E quindi ho raccontato il valore di certi simboli delle pietre oppure delle gemme che assumono dei significati simbolici per chi li trasmette e per chi ne usa. Però ho anche incontrato persone che non erano affatto non erano affatto interessate dalla presenza dei magi. C'è uno scrittore che si chiama Ludolfo di Sudheim che non ha alcun interesse per i magi, non gliene importa niente. Vanno, vengono, facciano quello che vuoi. A lui gli importa soltanto collocare la nascita di Cristo nell'ambito di una geografia umana dell'epoca.
E allora il terzo capitolo del primo atto si chiama appunto un provinciale affascinato, rimane affascinato dalla geografia del posto, non solo da Gerusalemme, ma soprattutto da Costantinopoli, e si dimentica completamente sia dei magi, ma anche della nascita di Cristo. Però, se vuoi capire bene qual è stato il percorso di Giovanni di Hildesheim, devi far finta di essere un uomo del 300, devi far finta di avere sotto mano dei testi. Giovanni li aveva, non li aveva usati bene, non li aveva tutti, noi ne abbiamo adesso molti di più. E allora usa i Vangeli apocrifi, non usare il Vangelo, tanto il Vangelo è deludentissimo su questo, ne parla solo Luca e poi Giovanni, ma Marco e Matteo non ne parlano. E allora la lettura dei Vangeli apocrifi mi ha finalmente fatto incontrare non solo Gesù, e quindi la sua nascita e il suo fenomeno della nascita. Mi ha fatto incontrare i personaggi, soprattutto Maria, e soprattutto mi ha fatto incontrare i ladroni prima che diventassero crocefissi, perché il Vangelo armeno dell'infanzia racconta un episodio che poi tornerà per tutta la vita. Maria sta fuggendo insieme a Giuseppe e al bambino, la fuga in Egitto, si ferma, siamo al secondo atto intitolato Come le rose di Gerico, si ferma per allattare il bambino e mentre si ferma c'è una banda di malfattori che si avvicina perché vogliono ovviamente rapinarli. Fra questi malfattori ce n'è uno che dice no, fermi, ed è Dismas. No, fermi, vedete, c'è una donna con un bambino, sta allattando. Insomma, impedisce ai suoi compari di allattare, di rapinare colei che stava allattando il bambino. E questo è un segnale notevole. Dismas, prima che sia il famoso ladrone al quale poi la tradizione medievale assegna una funzione importante, è il custode della porta del paradiso. È il custode della porta del paradiso, se è vero che Dio, che Gesù Cristo l'ha salvato sulla croce, cosa che non crede Bulgakov. Comunque, nella tradizione medievale, l'iconografia, un'illustrazione del libro lo dimostra, dà Dismas come appunto il ladrone dell'aldilà, messo ad apertura della porta del paradiso. E allora ripercorrendo il viaggio di Maria attraverso i suoi spostamenti, ovviamente mi sono trovato con uno scrittore che a Genova è importantissimo, la cui cultura esprime anche la grandezza della cultura medievale genovese, con Jacopo da Varazze, che in 2 capitoli Jacopo è molto prudente su questo, non scende nei dettagli, spiega didatticamente come è andata la faccenda, non dice granché, anzi non dice niente dei ladroni, e quindi sul piano della testimonianza medievale è deludente. Come è deludente anche Marco Polo, che parla delle tribù che vede in lontananza mentre si sposta verso appunto la Cina, però spostandosi verso la Cina si ferma un momento a pensare che in quei luoghi probabilmente è nato il nestorianesimo e da lì vengono elementi che la storia politica del Medioevo ha dovuto misurare, e questo allude al fatto che Marco Polo conosceva la lettera del prete Giovanni, però anche qui. E quindi il ricercatore, il sottoscritto, quindi è destinato per forza a leggersi il più possibile tutte le allusioni che nei Vangeli apocrifi, che sono importantissimi, 7 o 8, ci danno sull'argomento. La guida rimane in lontananza Giovanni di Hildesheim, ma io intanto sono sceso a contatto dei testi. E se scendo a contatto dei testi, leggo un testo dove c'è questa
nota. Spero di essere chiaro e di non annoiarvi, però insomma voi siete persone pazienti. C'è questa nota. Se vuoi conoscere la grandezza e l'eccellenza della nostra altezza, anzi, precedo un'altra citazione, così vi faccio sentire le voci della scrittura medievale. Eh già, perché, scusate, non l'ho detto, ma tanto sarebbe venuto fuori. Tutto questo è impostato su una cosa importantissima, in cui io per tutta la vita ho creduto e credo ancora, e che vale anche per la cultura moderna, soprattutto per la cultura moderna. È impostato sulla trasmissione orale delle notizie. Ho scritto 100 volte questa cosa. Prima che una notizia diventi scritta, prima che un testo esista scritto, esistono 10 testi orali. Quei testi orali, secondo i 5 momenti della mia trasmissione, la produzione, la conservazione, la trasmissione, la riflessione, la riproduzione, questi testi orali poi compongono quello che arriverà al testo scritto. Il testo scritto è l'ultimo dei testi, ma prima ce ne sono tanti altri. E sono le stesse cose che diceva Guglielmo Grimm quando scriveva le favole e dice nella prefazione alle sue favole: non crediate che io stia inventando favole, sto raccogliendo testi che nessuno ha mai scritto. Dopo questo piccolo inciso, leggo nel 1252: in questo periodo il prete Giovanni, re degli Indiani, indiani ovviamente dell'India, no? Inviò sue lettere piene di grande ammirazione a molti re della cristianità e in particolare all'imperatore Emanuele di Costantinopoli, Emanuele I, e a Federico imperatore, Federico Barbarossa, e a Federico I imperatore dei Romani. E da queste lettere citiamo qualcosa. Il prete Giovanni, per la potenza e la virtù di Dio e del nostro Signore Gesù Cristo, Re dei Re e Signore dei Signori della terra, invia a Emanuele, governatore dei Romei, salute, eccetera, eccetera. Leggo questa notizia, che è l'unica notizia che il Medioevo ci dà su questo signore, il quarto re, il prete Giovanni. Dice perché si chiama prete. Adesso ve lo spiego. Allora, io leggo questa notizia. Che diceva la lettera? Che è una lettera minacciosissima. Se vuoi conoscere la grandezza e l'eccellenza della nostra altezza e in quali terre si estenda il nostro potere, sappi e fermamente credi che io, prete Giovanni, sono Signore dei Signori e in ogni ricchezza che c'è sotto il cielo e in virtù e in potere supero tutti i re della terra. 72 re ci pagano i tributi. Sono un cristiano devoto e dovunque sostengo con elemosine i cristiani poveri, governati dalle disposizioni della nostra clemenza. Abbiamo in voto di visitare il sepolcro del Signore con un grandissimo esercito, secondo quanto si addice alla gloria della nostra maestà, e umiliare e sconfiggere i nemici della croce di Cristo ed esaltare il suo nome benedetto. La mia magnificenza si estende sulle tre Indie e dall'India maggiore, dove riposa il corpo dell'Apostolo Tommaso, i nostri domini si inoltrano nel deserto e si spingono fin verso il sorgere del sole ad est e poi ripiegano verso il suo tramonto fino a Babilonia, ormai abbandonata presso la torre di Babele. 72 province sono a noi sottoposte e poche di quelle sono cristiane. E ognuna ha un suo re, e tutte loro ci pagano un tributo e obbediscono a noi. Il prete Giovanni è un personaggio molto inquietante, perché è quello che si dice un poco di buono, che cerca di compromettere la fede che l'Occidente medievale ha nei confronti degli imperi, sia di Bisanzio che di Roma, e cerca di raccontare che lui è più forte di quelle due presenze che sono sempre in guerra tra di loro. La lettera del prete Giovanni è una lettera necessaria per capire
come appunto spiego nell'atto terzo, nell'atto quarto, chi siano i veri dominanti nel momento in cui comincia il viaggio dei magi e in cui comincia il viaggio di ritorno. E i veri dominanti sono i due imperi romani d'Oriente e d'Occidente, ma è questo terzo grande impero. Il problema che gli storici hanno affrontato è sapere chi sia il prete Giovanni. Nessuno lo sa. E tutti credono e molti credono che non sia esistito, ma la lettera esiste. E se esiste la lettera, vuol dire che la sua motivazione è essenziale. Perché si chiama prete? Perché si chiama prete? Si chiama prete perché lui accusa tutti i maggiorenti delle terre su cui lui domina di chiamarsi papa, arcivescovo, vescovo. Io a un certo punto, cito a memoria, mi sono scelto il più umile di queste cariche religiose, perché c'è bisogno sempre di un qualcosa di religioso e di fede nel comportamento degli uomini. E quindi la più umile carica di queste è essere prete. Ma in realtà non è un prete, anche se un'iconografia, c'è un'illustrazione nel libro, lo vede, una iconografia tedesca del XV secolo, lo vede dare l'Eucarestia, ma in realtà è non solo un grande re, ma è un re minacciosissimo, perché promette agli imperi d'Oriente e d'Occidente di misurarsi con loro e ovviamente di essere molto più forte. La lettera è una descrizione, come io dico in un capitolo del quarto atto, è una descrizione di scienza, di numeri e di liste. Fa le liste di infiniti oggetti, personaggi, animali, persone. Adesso non voglio attardarvi su questo, però lui si definisce come majestas, excellentia, altitudo, munificenza, virtus, dominatio, sono i suoi astratti. Ecco, in questi suoi astratti lui mette le liste delle sue potenze, e cioè l'immensità che lo fanno ridere: Italia, Grecia, le due Gallie, l'Anglia, la Bretagna, la Scozia, la Spagna, ogni altra terra fino al mare ghiacciato io sono in grado di dominare, perché fin verso l'ultimo Oriente, poi verso Occidente, fino a Babilonia, alla Torre di Babele, questa ricchezza mi dà modo di gestire uomini e animali, cammelli, ippopotami, coccodrilli, pantere, onagri, leoni bianchi, leoni rossi, grifoni, tigri, sciacalli, iene, buoi, ed è uno zoo tremendo, che dice tutta la origine, ovviamente, bizantina della lettera, che è stata composta nel 1165 ed è stata in quell'anno mandata agli imperi d'Oriente e d'Occidente. Quindi abbiamo sulla lettera del prete Giovanni una data precisa, 1165. Non dice nulla della nascita di Cristo, ma io intanto da questa lettera capisco che anche la nascita di Cristo, nella logica del prete Gianni, diventa una storia effimera, una storia effimera. E questa storia effimera è ben riprodotta per tutt'altro motivo, ma dallo stesso territorio da dove nasce la lettera. Anche qui torniamo all'oggi, è ben riprodotta da un apologo, da una favola celeberrima che scrive Franz Kafka, che è esattamente la descrizione di come sarà impossibile che la notizia possa arrivare a tutti. Quando lessi la favola di Kafka, l'imperatore ha inviato a te, singolo individuo,
Miserabile suddito, proprio a te ha inviato un messaggio dal suo letto di morte. Ha fatto inginocchiare il messaggero presso il letto e gli ha mormorato il messaggio all'orecchio. Il messaggero si è messo subito in cammino e avanzando ora un braccio, ora l'altro, si fa strada attraverso la moltitudine. Se incontra la resistenza, indica il suo petto dove sta il segno del sole. Ma la folla è così grande in quei palazzi che non ha mai fine. Come sono inutili i suoi sforzi e come è inutile la fatica del messaggero e ancora cerca lui di aprirsi un varco nelle sale del palazzo interno, ma mai potrà uscire col suo messaggio. E se anche questo gli riuscisse, dovrebbe lottare per discendere tutte quelle scale, dovrebbe ancora attraversare i cortili e dopo i cortili il secondo palazzo esterno che cinge il primo, e ancora scaloni, cortili e di nuovo un altro palazzo. E quando finalmente riuscisse a trovarsi fuori dell'ultimissima porta, ci sarebbe ancora tutta la città imperiale davanti a lui e il centro del mondo, dove si addensa tutta la feccia. Nessuno può attraversarla, e tantomeno col messaggio di un morto. Ma tu stai seduto presso la tua finestra e sogni quel messaggio quando viene la sera. Il racconto di Kafka si chiama La costruzione della muraglia cinese e lui racconta in questo racconto meraviglioso il senso dell'impossibilità di trasmettere notizie. Quando io leggo che nel mondo si addensa tutta la feccia, mi ricordo che uno dei Vangeli apocrifi dice che Gismas e Disma rappresentano la feccia del mondo. E allora anche qui c'è una concomitanza stranissima di cose che da lontano e dai secoli lontani combaciano. Ci stiamo avvicinando ad una constatazione necessaria. I palazzi. 1, 2, 3 palazzi, poi ci sono le mura, non passerà mai. Però il messaggio parte lo stesso. 6 personaggi in cerca d'autore. Chi è l'autore dei 6 personaggi? Ve lo siete mai chiesto? L'autore dei 6 personaggi, se conoscete il dramma, la tragedia, è il pubblico. È il pubblico che è l'autore. E quindi tu aspetti il messaggio che arrivi. Nel momento in cui tu aspetti, il messaggio esiste, anche se non ti arriva, ma tu ci credi. Esattamente come i 6 personaggi che ogni volta ripetono la loro sventura e la loro tragedia di fronte a pubblici che cambiano. Esattamente come i 3 re, come la lettera del prete Gianni, che ogni volta ripete le minacce. Esattamente come quelli che aspettano Godot e si chiedono: ma perché uno si è salvato? I palazzi di cui parla Kafka sono perfettamente coerenti con la descrizione dei 2 palazzi che che la lettera del prete Giovanni ci dà, che sono poi palazzi non immaginari, ma sono palazzi del potere, fatti solo di gemme, di specchi e di cristalli, descritti benissimo in quella lettera che è estremamente importante, perché a quella lettera non crede nessuno, ma tutti la citano, perché è un problema dove collocarla. Si colloca nella minaccia dell'est verso occidente, verso Bisanzio, perché Bisanzio, come Roma, sta a occidente rispetto all'est del potere del prete Giovanni. Dov'è finito il tema dei 3 re e dov'è finito il tema della curiosità della crocifissione, di cui non parlo mai, perché a me non interessa la crocifissione, interessano i 2 crocifissi. È finito nella curiosità che ha l'origine di quell'opera di Giovanni di Hildesheim verso tutti i popoli che abitano le terre. Il capitolo 41 dell'opera di Giovanni di Hildesheim è un formidabile, straordinario trattato di antropologia dell'epoca, del XIII e XIV secolo, perché lui, popolo per popolo, racconta chi siano questi
per questi abitatori di un mondo che nessuno conosce. Sono i nubiani, i soldini, i nestoriani, i latini, gli indiani, gli armeni, i greci, i siriani, i georgiani, i nicolaiti, i giacobiti, maroniti, copti, gli isini, maroniani, mandopoli, e di ciascuno di questi popoli lui racconta abitudini, riti e credenze, perché quelli sono i popoli da cui viene il potere dei tre re, perché i tre re gestivano quei popoli, e quindi la suddivisione dei poteri dei tre re, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare, viene ricostruita attraverso la loro presenza sui diversi popoli. Quindi abbiamo di nuovo una caratterizzazione tutta antropica dell'elemento fideistico. Non siamo più nella storia della fede, siamo nella storia dell'antropologia storica di quel periodo, e di quell'antropologia fa parte anche la feccia del mondo. E quando appunto un Vangelo apocrifo ci dice che Dismas e Gismas appartengono alla feccia del mondo, dobbiamo andare a vedere perché lo dico. E adesso vi dico. Lasciamo stare i popoli, perché se avete tempo vi leggete questa bella descrizione. 7 giorni prima della passione di Cristo, dice la narrazione di Giuseppe, che è compresa, la cosiddetta narratio Iosefi, che è compresa negli Acta Pilati, negli Atti di Pilato, XII secolo. 7 giorni prima della passione di Cristo, al governatore Pilato furono mandati da Gerico 2 ladroni, condannati, i cui capi di accusa erano i seguenti. Il primo aveva nome Gismas e uccideva i viandanti a coltellate. Alcuni li lasciava nudi, alle donne appese con i calcagni con la testa in basso tagliava i seni e si compiaceva di bere il sangue dai corpi dei bambini. Non conosceva Dio, non seguiva le leggi ed era stato da sempre un violento, pronto a cadere in azioni così. La motivazione dell'altro ladrone era questa. Si chiamava Dismas, era Galileo, e su questo commenterò. Era Galileo di origine e aveva una locanda. Scusate, forse era Galileo di origine e aveva una locanda. Praticava la pirateria a danno dei ricchi, ma faceva del bene anche ai poveri. Pur essendo un ladro, dava sepoltura ai poveri. Si dedicava a rubare la gente giudea, aveva sottratto a Gerusalemme perfino i libri della legge e rapinato la figlia di Caifa, il sommo sacerdote. Dismas e Gismas. Va bene Dismas e Gismas, ma questi nomi non hanno alcun senso. Non sono nomi latini, Cristo, nel caso di Dio. Quindi da dove vengono questi nomi? Se li sono inventati? La critica fino a questo libro non l'ha mai capito. Poi un giorno viaggiavo, io amo molto, oltre che la Francia, dove ogni tanto vado, amo molto la Germania. E le mie origini, io sono nato a Roma, ma la mia famiglia è di Bolzano. E un giorno stavo in giro in una zona della Germania, che è la zona settentrionale, quella che costeggia e che guarda la Danimarca, perché da lì si passa in Danimarca. E la regione si chiama dello Schleswig-Holstein. Stavo nello Schleswig e parlo con delle persone. E una persona mi dice dis e gis, cioè vado a sinistra e vado a destra. Allora scopro che dis vuol dire a destra e gis vuol dire a sinistra. Ah, cavolo. E mas è latino, mas è maschile, mas maris. Dismas e gismas. Mi serve una conferma. Quindi l'idea è che Dismas e Gismas significa uomo di destra e uomo che sta a destra e uomo che sta a sinistra. Vabbè, cavolo, ma bisogna una conferma. Conferma.
Vedi, succedono di tutti. Lei sta lì tranquillo, ma sapesse, ne succedono di tutti i colori. E adesso lo spiego. Scusate, perché il pezzo vale la pena. Non il mio, però. Aspetti che lo cerco, che l'ho trovato. Eccolo qui. Vedi? Eh? Il microfono, il microfono. Ah, il microfono, lei diceva, eccomi, ecco, arrivo. Allora, cerco una testimonianza. Il Vangelo di Nicodemo mi dice che il ladrone crocifisso alla destra di Cristo è Dismas, e questo lo sapevo. Quello a sinistra è Gismas. Nei libri delle preghiere cattoliche, chiamato in altro modo Gesmas, ma è lo stesso. Fra le tante cose che noi leggiamo, tante ma inutili, invece è bene andare a leggere cose antiche, cose del 1800, perché nel 1800 studiavano con precisione. E il Bieler, Gustav Wilhelm Bieler, nel 1802 informa che l'anonimo autore delle Antiquitates Westphaliae, un testo medievale che poi sono andato a riscontrare, effettivamente esiste, del X secolo, afferma, sentite qui, fu emozionante la cosa, afferma che la guardia del governatore Ponzio Pilato era composta da tedeschi provenienti dalla Westfalia, precisamente da Forchheim presso Bamberga, riferendo la coppia di versi anonimi. Sono versi che dicono, tradotti da me, nacque a Forchheim Ponzio Pilato. Nessuno aveva mai detto che Ponzio Pilato fosse un occidentale, un romano. Era un tedesco Ponzio Pilato ed era nato a Forchheim. Era di stirpe tedesca, l'onnipotente crocifissore. E questo apparirebbe sorprendente se poi non avessi trovato che Tacito, negli annali, scrive: la notizia indusse Tiberio a inviare il figlio Druso coi cittadini più autorevoli e la scorta di 2 coorti pretorie verso Gerusalemme, verso quella terra. Le 2 corti erano state rafforzate con uomini scelti e affiancate da gran parte della cavalleria pretoriana e da reparti scelti di Germani, che a quel tempo erano stati impiegati prima come guardie del corpo dell'imperatore e poi vennero impiegati come guardia del governatore Ponzio Pilato. Quindi li manda ai tedeschi. Sicuramente fra queste guardie del governatore Ponzio Pilato venivano rastrellati anche Dismas e Gismas. E questo spiega perché vengono chiamati così, con la radice tedesca, perché c'è una ascendenza tedesca in questa tradizione. E poi, ovviamente, e questa è una scoperta, devo dire, affascinante, sorprendente per me, e spero che qualcuno un giorno, molti, ma tanto la gente non legge, non pensa. Quindi non ho, però l'importante è che io mi sia tolto questa curiosità. Adesso so perché si chiamavano così. Insomma. E adesso che succede? Adesso sto finendo, però mi sembra di capire che sia il momento giusto. Vero, Gabriella? Oh, forse sì. Succede che Bulgakov parla di Gismas e Dismas. Questa è la parte quinta, è il capitolo quinto del mio libro, intitolato Le stirpi di Caino, dove attraverso Bulgakov e attraverso tutta la narrazione che ho fatto, viene fuori che Dismas e Gismas rappresentano il bene e il male, il giusto e l'ingiusto. Però Bulgakov non accetta che Gismas faccia la fine che fa e non accetta che Dismas si salvi. Muoiono tutti e tre in
nel Maestro e Margherita. E nessuno va in paradiso. Vi lascio alla storia nota. Dio porta anche me, ma nella narrazione degli Acta Pilati, riportata anche dal Maestro e Margherita, Dismas dice Dismas. Mentre Dismas dice ricordati di me, Gisma dice, guarda quante cattive azioni ho commesso sulla terra, ma se avessi saputo che tu sei re, avrei ucciso anche te, perché tu ti dici figlio di Dio e nell'occorrenza non puoi aiutare te stesso? Possibile? Come potresti portare aiuto a qualcuno se te lo chiedesse? Se tu sei davvero il Cristo, scendi dalla croce affinché io possa credere in te, però io adesso ti vedo non più come un uomo, ma come una bestia selvatica che sta morendo con me. E continuava a bestemmiare il Cristo e digrignava i denti, perché quel ladrone, dice appunto Bulgakov, era ormai caduto nei lacci del diavolo, però tutti e tre muoiono e nessuno si salva. Questo ve lo lascio al libro, se no vi dico anche chi è l'assassino, però insomma, se no già si capisce, insomma. Che devo fare? Devo fare una cosa che è stata per me difficile in questi giorni. Riassumere per chi mi ascolta, come accade adesso, lei stia tranquillo, eh? Ah, il microfono. Ho detto lei stia tranquillo. E devo fare una cosa che in questi giorni per me è stata difficile, a fronte di tante pagine, che poi non sono tante, il libro è di 250 pagine, niente di che rispetto ad Arlecchino e a Marta. Riassumere in poche parole quello che io ho cercato di trasmettervi. E ho scritto per voi questo. I 6 protagonisti di questo libro sono come 6 personaggi in cerca d'autore, che si presentano sul palcoscenico, dove va in scena lo spettacolo della vita. Sono i 3 re sapienti venuti da lontano e giunti a Betlemme seguendo una stella. E sono i 2 ladroni crocefissi alla sinistra e alla destra di Gesù, e sono gli ultimi a parlare con lui. E poi c'è un 4 re fantasma che si fa chiamare prete, ma che non è un prete, e manda al mondo una lettera gentile ma piena di minacce. Sulle sue terre sconfinate nessuno ha più potere di lui. Sono le figure fuggevoli di una condizione umana che supera i limiti temporali degli eventi e celebra gli atti del bene o le stirpi di Caino. Sono figure che spalancano orizzonti perché il viaggio sulle loro tracce va al di là del Mediterraneo, attraversa popoli, paesi, verso la Terra Santa, dall'Eurasia all'Africa e al Medio ed Estremo Oriente, mentre le voci, le tradizioni orali e i racconti popolari descrivono questo mutevole universo. Dalle origini della fede fra ebraismo, cristianesimo e Islam si raggiunge l'immenso orizzonte di deserti, regioni, distanze mai percorse prima, e questo brulicare di presenze, comunità, linguaggi e abitudini perenni trasmette emozione che dai primi secoli al Medioevo e oltre giungono fino ai tempi nostri. Dalla Galilea di Erode e di Ponzio Pilato, insomma, si arriva all'Europa di Goethe, perché uno dei lettori di Giovanni di Hildesheim del libro dei 3 re è Goethe, che un giorno ha fra le mani questo libro, lo legge e gli cambia tutto il senso della storia. Perfino il Faust potrebbe averlo ispirato in modo diverso. Si arriva quindi all'Europa di Goethe, di Kafka, di Pirandello e di Beckett, fino alle strade di Mosca raccontate da Bulgakov. È sempre la domanda che torna, ed è la domanda che io mi faccio poi nel libro. È bastata la nascita del bambino di Betlemme a cambiare il mondo? Oriente e Occidente se lo chiedono ancora. E se lo chiede anche la letteratura, che fra Vangeli, antichi testi, apocrifi, opere medievali e libro dei 3 re è ancora sospesa in una risposta.
Le genti di perdute città, i nomadi delle steppe dell'Asia centrale, mandano notizie attraverso i testi e sono notizie di sconosciute realtà, piene di paura, di speranze e di misteri. E queste notizie ci vengono da questi popoli di cui parla Giovanni di Hildesheim. Così ogni anno i tre re si mettono in viaggio per il più antico pellegrinaggio del tempo nuovo. E ogni anno la lettera del prete provoca e ammalia anche i nemici. E ogni anno, ogni Natale, ogni Pasqua, i due ladroni sono crocifissi alla sinistra e alla destra di Gesù e muoiono insieme a lui, ripetendo il dramma senza scampo della sofferenza umana e l'ansia incessante invece per la salvezza. I 6 personaggi danno insomma istruzioni per l'uso della vita, mettono insieme i temi del bene e del male, sono attori sempre in scena. La loro storia sta fissata in una realtà che ancora oggi, più di 2000 anni dopo, riguarda tutti. Questo era il senso di questo libro che ho cercato di raccontarvi. Grazie. Bene, grazie di questa Beh, piena di lacune, però lacune anche non tanto di lacune quanto di possibili letture, tutto sommato, della realtà e non solo della storia o comunque di queste immagini che ci portiamo dietro e di queste realtà, tutto sommato, che ci portiamo dietro. Quindi grazie per questo. Naturalmente, se qualcuno vuole chiedere qualcosa, credo che sia una prassi che viene. La prassi è questa. volentieri, come Se no? qualcuno vuole domandare qualcosa o osservare qualcosa, anche siamo qua. Cioè io c'entro poco, c'entra Non è obbligatorio, c'entro poco. Non sentitevi in dovere di doverlo fare. No, perché i temi sono temi abbastanza grossi alla fine, quindi uno non ci pensa spesso quando pensa a questi personaggi, anche noi medievisti che facciamo un po' questo lavoro, sempre il prete Gianni o Giovanni che si dica viene fuori, ma lo leggiamo in un altro modo in realtà, quelli che fanno storia proprio non andando a cercare quello che ci può essere al di là di determinate descrizioni, determinati testi. E poi i due ladroni, tutto sommato, diventano più simpatici alla fine di tutta questa storia, perché uno si domanda che cosa hanno significato nella Siamo noi, costruzione, siamo noi. nella costruzione della nostra cultura, perché il bene e il male tu te li trovi raffigurati effettivamente vicino a Cristo. Quindi questo è il nostro mondo in realtà. Quindi si potrebbe discutere effettivamente di questo, ma lo faremo Quando uscirà il libro? quando uscirà il libro, noi tra di noi, logicamente. Quindi lo ringraziamo, se nessuno interviene direi che possiamo chiudere qui, anzi dare la parola alla Presidente della classe. Ringraziando il relatore per questa sua straordinaria conferenza, e devo dire che ha davvero stimolato la curiosità di leggere questo libro, quindi sappiamo che di qui a poco comparirà. Vi volevo dire che lunedì 27 maggio, sempre alle ore 17, Giulio Manuzio, accademico, parlerà delle stampe di Hiroshige, un uomo dell'Oriente. È un giapponese. Certo. Gli orizzonti aperti. Grazie molto, buonasera.